Ritrovato, ferito ma vivo, Cristian Fabrello, 39 anni, era sparito domenica pomeriggio e di lui non si sapeva più nulla. Poco dopo le 2:30, come altre volte, era uscito di casa per un giro in mountain bike, ma non ha più fatto rientro. Subito è scattato l'allarme, le ricerche dell'uomo, padre di 2 figli, sono iniziate ieri sera tra la sua abitazione e la Valle dell'Astico, nella zona di collina dove era andato a pedalare. Le indagini si sono subito rivolte anche alle celle telefoniche che indicherebbero la sua presenza tra i monti Summano e Cengio, ma il suo telefono adesso risulta muto e del 39enne non ci sono più notizie. Sono i familiari ad aver dato l'allarme quando, dopo diverse ore, non vedendolo rincasare, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Schio per chiedere aiuto. Nella notte, squadre dei vigili del fuoco di Schio e Vicenza hanno effettuato ricerche nei dintorni dei principali sentieri battuti dai ciclisti. Il nucleo sistemi aeromobili e pilotaggio remoto del Veneto e dell'Emilia-Romagna hanno effettuato numerosi sorvoli nella notte con droni dotati di termocamera. Le ricerche sono proseguite anche oggi, coordinate dai vigili del fuoco di Vicenza. In azione anche il nucleo cinofili. Si ispezionano le sponde del torrente Astico, il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco è stato posizionato in via Aldo Moro, a Cogollo, da dove vengono coordinate le ricerche. Il ciclista potrebbe aver avuto un incidente o un malore o essere caduto dalla mountain bike, ma il ventaglio delle ipotesi è ampio. A collaborare con i pompieri nei sopralluoghi anche i volontari della protezione civile e le forze dell'ordine, oltre alle squadre del soccorso alpino provenienti da tutta la delegazione Prealpi Venete, che stanno perlustrando strade e percorsi sul monte Summano, nella zona di Arsiero e attorno all'abitato di Cogollo. Stamattina si è alzato anche un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia per le ricerche dall'alto, che ha effettuato diverse ore di volo ispezionando i sentieri. Nel tardo pomeriggio però finalmente Cristian Fabrello è stato ritrovato vivo. A individuarlo una squadra in perlustrazione sotto la strada che sale verso il rifugio Rumor in località Busati ad Arsiero. A quanto pare è cosciente con traumi dovuti alla caduta dalla bici. È stato recuperato con l'elisoccorso di Verona Emergenza. Adesso, dopo gli accertamenti medici, potrà riabbracciare i suoi cari. Tutto è bene, quel che finisce bene.